Lugano contro Como. Dal centro storico agli hotel, dai ristoranti alle escursioni. Due turisti professionisti giudicano prezzi, attrazioni e accoglienza. Chi vincerà il duello? Effetto Clooney? Città simili, destini turistici diversi. Como esplode, Lugano in affanno. Ma cosa sta succedendo? Sfida all'ultimo turista. Gita in famiglia. Battello, pranzo e gelato. Da una parte la quiete, dall'altra la folla. Confronto tra Ceresio e Lario. Chi naviga in acque migliori? Buonasera a tutti, ben ritrovati. Dopo la pausa estiva torna Patti Chiari, la trasmissione che fa sentire la vostra voce. Siamo qui con le nostre inchieste, i nostri confronti, le nostre testimonianze. Dicevo, la pausa estiva, appunto, l'estate sta finendo, ma noi stasera la vogliamo un po' prolungare perché parliamo ancora un po' di vacanze. E di solito, vi ricordate, una volta quando si andava in vacanza si spedivano le cartoline e allora noi le rispolveriamo, le cartoline di una volta. Guardate qui, per esempio, una città, il lago, contornata dalle montagne. Sembrerebbero, come dire, essere luoghi identici, no? E invece qualcuno si sarà accorto che non è così. Certamente se ne sono accorti i sindaci di queste due città. E con noi questa sera c'è il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, e quello di Lugano, Michele Foletti. Prego, buonasera. Buonasera. Salve sul sindaco. Bene, lei anche, salve Buonasera, sul sindaco. Mammone. Grazie per aver accettato di venire qui e anche di confrontarsi un po' sul modo di, come dire, di vedere il turismo nelle città, perché in fondo è un po' una cartina di tornasole, no? Il turismo, di quello che vogliamo nel nostro territorio, anche di quello che siamo. E allora è un'occasione questa sera di confronto. Per me è un onore essere in RSI. La ringrazio tantissimo. Quindi sono contentissimo e poi di confrontarmi con il mio collega di Lugano. Anche perché ci sono un po' fortune alterne, sembrerebbe. Adesso le andiamo a vedere. Allora, sindaco Foletti, ma lei è andato a Como ultimamente a vedere cosa... No, ultimamente no, però l'ho frequentata un po'. E cosa ne pensa? Vabbè, bellissima città. Bellissima città, viva anche, no? Viva, sì. Vivace. No, poi Como ha la fortuna di avere un lago molto più grande del nostro e di avere anche delle situazioni sul lago che noi purtroppo non abbiamo, quindi è una città fortunata. La invidia un po'. Da questo punto di vista sì. La invidia, va bene. Prezzi? Prezzi, cara come Lugano. Cioè Cara come Lugano, dice sì. lei, va bene. No, io Lugano l'ho frequentata tantissime volte, nel senso ci venivo, il mio lido preferito era quello di Lugano. Effettivamente sono due città diverse, me ne rendo conto venendoci, e comunque ci vengo sempre con molto piacere. Magari quando c'è troppo caos a Como è bello venire a Lugano. Ecco, lei ha centrato l'obiettivo. Quando c'è troppo caos a Como, ultimamente c'è spesso troppo caos a Como. Sì, devo dirle però che come al solito, no, i cittadini a volte cioè non si è mai contenti. Certo. A me fa piacere. Io ad esempio questa sera stavo tornando a casa, mi chiamo mia moglie, gli dico dove sei? Sono in coda. Dice ma come dove sei? Era in coda a piedi in via Cinque Giornate, ecco, perché era pieno di turisti. Questo la dice lunga, ma lo affrontiamo, vediamo la Sì. situazione, perché ci sono pro e contro, no? Ad avere una situazione come quella che state vivendo voi. Noi stasera abbiamo fatto nel nostro sondaggio la domanda più classica che si fa in questi casi, Eleonora Terzi. La domanda più classica è chi vince la nostra sfida. Certo. Quindi la risposta da scelta è tra Como e Lugano. Vediamo le prime risposte e per il momento sta vincendo Como col 65%. Quindi preferita rispetto a Lugano come città turistica, diciamo. Ma chi vota? Votano tutti quelli che vogliono. Ok, perfetto. Sì, Comaschi, certo, bene. Noi siamo comunque votano sul sito della RSI. Sul sito della RSI, certo. Siamo in streaming anche sul nostro sito, anche in Italia, quindi devo dire, può farlo. al di là della competizione, devo dire che siamo i sindaci di due splendide città, quindi adesso vediamo chi vinca. Anche molto simili per Come? certi versi, anche molto simili, lei ha detto diverse ma anche simili. Certo, no? sì, abbiamo. Però abbiamo fatto una Una domanda. seconda domanda che è una domanda ricorrente su un tema ricorrente quando si parla di turismo, cioè i prezzi. I prezzi. Noi abbiamo soggiornato nelle due città per 2 giorni e la domanda che vi poniamo è: a Lugano abbiamo speso di più
non abbiamo messo di meno. No, di meno Siamo non partiti ci dall'uguale. crederebbe nessuno. Ok. Però Vabbè, anche l'uguale perché l'abbiamo messo, c'è solo un il reddito medio 5-3%. svizzero è più alto. Sì. Diciamo che più del 50% pensa che abbiamo speso almeno il 30% in più a Lugano. E c'è un 22% che dice addirittura oltre il doppio. Però ve lo sveleremo più tardi nel Allora, corso della puntata. benissimo, allora potete come al solito intervenire, dire la vostra, noi diamo subito il via alla sfida, così andiamo a vedere quello che è successo, perché noi siamo andati nelle due città con due, chiamiamoli così, turisti professionisti, adesso ve li presentiamo, capirete chi sono, e abbiamo girato veramente dappertutto per vedere un po' il risultato, come siamo accolti, che tipo di turismo c'è, che tipo di caos o meno c'è, che cosa ne pensa la gente, gli stessi turisti. Allora andiamo a vedere tutto questo nel servizio realizzato, la prima parte del servizio, ne vedrete 3 questa sera, la prima parte del servizio realizzato appunto dalla collega Eleonora Terzi con Fabio Pellegrinelli e Remi Storni. Lugano e Como, due città molto simili tra loro. Entrambe si affacciano su due splendidi laghi, il Ceresio e il Lario. Sono circondate da favolose montagne che offrono escursioni e panorami mozzafiato. Hanno due centri storici dove si respira storia e cultura e che permettono rilassanti passeggiate tra negozi, ristoranti e musei. Però Como è presa d'assalto dai turisti, numeri da capogiro e pernottamenti in continua crescita. Lugano riscuote meno successo. Perché? Abbiamo 2 giorni per scoprirlo. Ad aiutarci, Un esperto della TÜV Rheinland, azienda di certificazione riconosciuta a livello internazionale, Zwayam Somra. e una capa revisora esperta del settore alberghiero e ricettivo, Antonella Grange. Con loro metteremo a confronto Lugano e Como. Iniziamo da una delle porte d'accesso alle città, la stazione. Molto bella la rampa per scendere con le valigie. Almeno ti puoi affiancare a più persone, non sei bloccato. A Como il primo colpo d'occhio è decisamente diverso. C'è sempre dei piccoli dettagli che ne so, questi tubi che spuntano, che non sono molto carini. Ma i nostri esperti non si accontentano certo del primo impatto. Osservano, valutano, giudicano. Insomma, ha un aspetto molto ordinato. Questo mette a proprio agio il visitatore. Aspetto, ordine, ma anche più servizi e più efficienti. Il primo punto se lo aggiudica Lugano. 1-0. Dalla stazione di Como al centro. Passeggiata a tratti piacevole, a tratti meno. Ma ne vale la pena. Soprattutto di fronte a tanta maestosità. Sicuramente è un impatto molto forte perché sbucando dalle vie, no, delle vie pedonali ti ritrovi il Duomo improvvisamente davanti, quindi un bel impatto. Andando verso il centro di Lugano incontriamo invece la cattedrale San Lorenzo. È un po' piccolina, però insomma è solo un'impressione che ho. Effettivamente, attrazioni imponenti e straordinarie contano. Un esempio? Lucerna. Anche grazie a scorci come questo, ormai è una tappa fissa nei tour europei. Nel 2023 i pernottamenti sono cresciuti del 21%. Protagonisti i turisti stranieri, soprattutto gli americani. Insomma, un'ottima vetrina per promuovere Lugano e Como. Ma ne avranno bisogno? Conosce queste città? No. Lugano? Lugano. Como. Como. We know. I know. Como, la conosco, ci sono I've been stato. Como before. 但係呢個係瑞士邊個城市啊？奧地利英文點講？ Como? Como Lake of Como. Italy. Italy. Yes. And Lugano. Lugano è Switzerland. Switzerland. Yes. E tra le due città, quale preferiscono? Lugano. Lugano? Sì. Como? Como perché? Dai.
Mi sembra più bella. Se chiede a mia moglie le risponderà Como per lo shopping, ma per me è meglio Lugano. Ieri ero a Como, troppo frenetico, c'erano tantissimi turisti e non c'era una bella atmosfera. Tra il 2022 e il 2023 a Como i pernottamenti sono aumentati del 18,3%, protagonisti gli americani. A Lugano e dintorni, dove i turisti stranieri più numerosi sono gli italiani, solo dell'1,2%. Como vittima del suo successo con un problema di sovraffollamento turistico? Effettivamente la presenza massiccia di visitatori lascia il segno. Le vie principali pedonali sono pulite in ordine, uscendo un pochino da queste vie si nota un po' più di sporcizia, un po' meno cura. Ma torniamo a Lugano. Ci sono molti negozi e ti viene anche voglia di fermarti, di dare un po' un'occhiata alle vetrine. Molti negozi a Lugano, ma un po' più di carattere nel centro di Como. Non abbiamo notato delle catene di moda o di fast fashion. Può anche essere interessante trovare il negozio puntuale piuttosto che la grande catena che trovo magari in tutte le città. E non solo. A Como i negozi sono aperti anche la domenica. Ma alla fine, chi vince la sfida dei centri storici? Grazie alla diversità e particolarità dei negozi presenti, alla massiccia presenza di terrazze e ristoranti e alla maestosità del suo duomo, il punto se la giudica Como. Con le due città in parità, per noi è ora di pranzo. Lugano, ristorante L'Anchetta. La vista eccezionale è servita Insieme a pinza, lombatina di vitello, spaghetti ai frutti di mare e un calice di vino. Ho chiesto alla cameriera di cambiare il vino perché era sgasato. È intervenuta in modo reattivo, senza nessun problema. Insomma, sul servizio nulla da dire. In media, il pranzo è costato 43 franchi a testa. Ma Antonella non è del tutto soddisfatta. Pur avendo, come dire, i frutti di mare sullo spaghetto, in realtà erano stati cotti separatamente e la pasta era insipida, quindi purtroppo non così gradevole. A Como scegliamo da Giulietta al lago. Il cibo sarà all'altezza di questa vista? Ordiniamo pietanze simili a quelle di Lugano. Pinza, carne. Allora, per me gli spaghetti alle vongole veraci. 14 minuti dopo i piatti sono in tavola, ma Carne, niente di eccezionale. Questa volta è andata meglio ad Antonella. Sì, devo dire saporito. Si sente bene il sapore delle vongole. Per questo pasto abbiamo pagato in media 31 euro. In linea con la location e con alcune dei piatti che abbiamo mangiato, non in linea con quello che è stata la qualità del servizio ricevuto, che doveva essere di una spanna più in alto. insomma, entrambi potevano fare un po' meglio. Ma per sapere chi fra Como e Lugano vincerà il round ristorazione, dobbiamo aspettare ancora un po'. Vogliamo visitare altri ristoranti. Intanto, però, ci attende una rilassante passeggiata lungo la riva del Ceresio. Abbiamo percorso il lungolago, che dovrebbe essere il punto di forza della città. Punto di forza? Forse il punto di debolezza, direi io. È un vero peccato, perché davvero diciamo, la location è bellissima, questo colpo d'occhio meraviglioso e poi però le macchine, il rumore. I lavori in corso nel mese di giugno. Un peccato, un vero peccato, sì. Direi che per una città su un lago è un'occasione mancata questa. i nostri esperti non hanno dubbi. Questa strada non è a prova di turisti. E sembrano averci visto giusto. Nel parco sembra di essere nel giardino dell'Eden, ma fuori il traffico è molto fastidioso. Ci sono troppe auto, troppo rumore.
È il momento di goderci il lungo lago di Como. Ma al nostro arrivo si presenta così. Per un turista che arriva non è una bella immagine in questo momento. Il punto è che siamo a metà giugno e quindi insomma la stagione estiva ormai è partita e obiettivamente comincia a essere un disagio. Il lungolago è stato inaugurato a fine luglio. Un cantiere, o meglio un'odissea lunga 16 anni. Ne è valsa la pena? Quello che trovo di positivo è il fatto di avere un marciapiede, un lungolago piuttosto ampio dove ti puoi sedere, ci sono le panchine, ci sono i gradoni. E anche qui c'è la strada, un po' arretrata ma comunque rumorosa. Alla fine, chi si porta a casa il punto per il lungolago migliore? A vincere è Como. I nostri esperti hanno premiato la scelta di rendere più ampia e accogliente la passeggiata per i turisti. E con questo punto Como passa in vantaggio, 2-1. È il momento di scoprire il Parco Ciani. Riuscirà a conquistare i nostri esperti? Molto accogliente, molto ben curato. C'è un senso civico da parte delle persone, ma anche un'attenzione da parte di chi lo cura e lo tiene pulito. I giardini al lago di Como, invece, si presentano così. Un cantiere, fino al febbraio 2025. Non c'è storia. Il punto va al Parco Ciani. Siamo di nuovo in parità. Lugano 2, Como 2. E noi ci concediamo una pausa e una foto molto social. Perché oggi uno scatto, un video oppure un VIP possono cambiare il destino di una città. Un esempio? Lui. Nel 2002 acquista questa villa. E scatena l'effetto Clooney. Il lago di Como non è più solo un luogo, ma diventa Lake Como, un brand conosciuto in tutto il mondo, come a Singapore. Conosco Como, è famosa per il suo lago. E conosce Lugano? Conosco il lago di Como. Lago di Como? Ci sono stata? E Lugano? No. Malgrado le due città siano a pochi chilometri di distanza, la loro popolarità è ben diversa. Della Svizzera è famosa Lucerna, Berna, il ponte. Sono stata a Zurigo, sulla Jungfrau e ho visitato Lucerna. Ha già sentito Lugano o Como? Como, ovvio. E Lugano è nei paraggi? Sulle 20 persone intervistate, 11 conoscono Como e alcune l'hanno anche visitata. Solo 6 hanno già sentito parlare di Lugano. Torniamo alla nostra sfida. È ora del check-in. Nelle due città abbiamo prenotato in hotel simili, 3 stelle, sul lago, con prezzi equivalenti. All'hotel Walter Olac, una doppia ad uso singolo con colazione e balcone ci costa 229 franchi e 50 centesimi. Vista molto bella, Meno piacevole la situazione per l'orecchio, però. molto rumoroso. Vediamo come sarà di notte. Antonella nota un altro particolare. I vetri non sono pulitissimi. A Como la scelta è caduta sull'hotel Marcos, affacciato sul lago. 209 franchi per camera e colazione. Quindi questa è l'unica finestra della camera, diciamo non si vede il lago. Puoi vedere le colline, e quello è un elemento positivo. E la camera del tuo vicino, del tuo dirimpettaio, ecco. Prima delusione. Non c'è proprio il rapporto qualità-prezzo. No, assolutamente, soprattutto per la superficie della camera stessa. Torniamo all'hotel Walter Olac di Lugano. L'esperta sta passando al setaccio il bagno. Le condizioni igieniche sembrano buone. E a Como? Decisamente ridotto. Con evidenti segni di usura, diciamo che le condizioni non sono proprio perfette.
Dopodiché le condizioni A livello igienico niente da dire, ma però effettivamente abbiamo un problema che si è smontato. I nostri esperti iniziano a sudare freddo e manca ancora l'ispezione del letto. Il coprimaterasso è veramente conciato male. Sembra proprio qualcosa che non viene mai pulito, è pieno di capelli. Peli, capelli, c'è abbastanza un disastro. Macchie. chi vincerà la sfida degli hotel lo scopriremo solo dopo averci dormito. E intanto si è fatta ora di cena. Riserviamo 2 ristoranti a pochi chilometri dal centro. Fuori Como, la scelta cade sul Crotto del Sergente. Ordiniamo salumi, uovo affogato, Piatto molto buono, delicato. Risotto. Nel risotto si sente solo il gorgonzola, leggermente scotto. e luccio perca direttamente dall'Ario che Antonella apprezza molto. Alla locanda d'Albigat, a qualche chilometro da Lugano, ordiniamo piatti simili: salumi, uova. Buono, molto casereccio. Continuiamo con risotto e pesce del Ceresio, piatto accolto con un po' di sorpresa. Pesce salmonato, cos'è? Trota salmonata. Una pietanza che non soddisfa completamente Antonella. In media la cena ci è costata 61 franchi a testa. È un costo non indifferente, con un livello di servizi buono, cordialità, però mi aspetterei qualcosa in più. Intanto la location molto bella, peccato il problema del rumore all'interno delle sale. Al Crotto del Sergente spendiamo meno, 45 franchi. Mi sembra un conto adeguato, forse un filo più in alto rispetto alla media italiana, ma sicuramente un conto che si può pagare per una cena di questo tipo. I nostri esperti sono più che soddisfatti di questa cena. Soprattutto tenendo conto della qualità dei piatti serviti, della preparazione e della disponibilità del personale. È tempo di rientrare. A Lugano per ottenere un taxi ci vuole mezz'ora. A Como bisognerebbe attendere almeno un'ora. È un po' in linea con quello che è l'afflusso di persone che sta arrivando su Como, e forse Como non è pronto a rispondere. Per fortuna noi possiamo rientrare con i nostri mezzi. Andiamo a dormire sul 2-2. Domani è un altro giorno. Ebbene, avete visto, sfida aperta, decisamente aperta, tra tante virtù, qualche pecca, tante domande che emergono. Intanto, per cominciare, avete visto anche gli esperti che sono qui questa sera nella nostra redazione. Sono gli esperti della TÜV, l'azienda appunto di certificazione di qualità. Sono lì per aiutare eventualmente a rispondere, poi anche per intervenire. Se non siete d'accordo ve la prendete con loro, perché sono loro che hanno fatto le valutazioni. Però insomma, diciamo che è un lavoro veramente fatto da professionisti del settore. No, complimenti anche a voi, mi sembra una trasmissione ottimamente organizzata, e complimenti a loro. È un piacere essere qua. È l'inizio, adesso deve... No, poi c'è botte, poi arrivano le botte. Arriva alla fine. Io li faccio adesso, visto che poi cambia. Alessandro aspetta. Allora, tante domande, però la vera domanda è: che tipo di turismo vogliamo? Vale un po' per tutte e due. Allora, Sindaco Rapinese, ma a Como è quello che volete, l'invasione? Perché sembra che sia fuori controllo, onestamente. Allora, volete quel tipo di turismo lì? È una scelta, ci può stare. Io devo dirle, si è anche ripreso il mio ufficio, Palazzo Cernetti, il mio comune, del comune, la sede del mio ufficio all'interno del comune. E devo dire che ogni volta mangio gli orari più strani, perché se ci sono riunioni, le 3, le 4, le 5... Io sto proprio bene, cioè quando scendo e vedo un sacco di gente, sento un sacco di lingue, a me personalmente fa godere questa situazione dell'essere in una città che piace, e sicuramente per noi è una fatica terribile, abbiamo dovuto aumentare tantissimo i servizi in nettezza urbana, abbiamo dei problemi con la polizia locale perché ci servono sempre più agenti, perché a volte mi capita di trovare le tende montate nel parco di Villa Olmo, che è una cosa che a me fa andare fuori di testa, di conseguenza, perché e poi uno si aspetta chissà quelle situazioni, sono turisti del nord Europa che lo fanno con serenità, a me fa imbestialire, tanto che diamo l'ordine di allontanamento e la sanzione. Questo però, è il segnale però che è invasa. Che è invasa, sì, però da un lato,
quanto mi piace che la mia città piaccia. Ho capito. Per molti invece è un problema perché dice... Ha sentito le critiche. Esatto, sicuramente capisco bene. Però sa qual è un mio punto di vista? Il turismo porta, nel nostro caso, un sacco di posti di lavoro e molto spesso posti di lavoro con una bassa qualificazione, nel senso la ristorazione nella somministrazione, non in cucina perché ci sono persone di qualità, piuttosto che altre persone che faremo fatica a impiegare dopo che il nostro mondo del tessile, la nostra industria del tessile ha avuto un calo. Perciò responsabilmente dico sì, devo avere un po' più di pazienza, però non mi sento di biasimare e francamente noi stiamo dando un impulso molto importante al turismo. Ieri abbiamo firmato in giunta un'estensione di una zona pedonale del centro storico dove le macchine non potranno più transitare e inevitabilmente arriveranno tavolini, posti di lavoro, gente che si diverte. Poi capisco che invece molti miei concittadini mi detestano perché dicono sta diventando Disneyland, eccetera. Certo, la chiamano la nuova Dubai, Esatto. Vediamo adesso perché vedremo ancora i disagi che emergono. Tra l'altro, che ci sono. Lei appunto intellettualmente onesto in questo senso, lo ammette, però da una parte a lui piace la città così viva, vivace così, a lei piace la città un po' mortina? Lugano, siamo dei numeri in negativo di pernottamenti quest'anno. Però siamo sempre con numeri superiori a quelli che era il 2019 prima del Covid. Dopo lo dirà probabilmente il responsabile dell'ente turistico. Però io credo che Lugano non deve sostituire un'industria come Como con l'industria della seta che è andata scemando. E hanno fatto una scelta, hanno avuto anche l'opportunità di poterla sostituire con l'industria turistica. Noi abbiamo un altro tipo di equilibrio, quindi il turismo da noi è un'industria, ma non è il clou, non è il core di quello che è l'economia cittadina. Però qualcuno pensava che poteva sostituire un pochino la riduzione del settore bancario, ma no, perché avrebbe aiutato, ma anche qui, aiuterebbe. Dopo, chiaro che se si ascoltano tutte le voci e si raccolgono tutte le cicche che si trovano per terra, si può arrivare a dire queste cose, ma abbiamo fatto degli studi anche con Federcommercio, eccetera, e siamo arrivati alla conclusione che il turismo non avrebbe mai potuto sostituire quella clientela bancaria che c'era a Lugano quando c'era il segreto bancario. Su quello lei ha ragione, evidentemente. Però c'è da dire che le lamentele ci sono, perché tra hotel, commercianti, ristoranti, c'è un pianto greco, a Pasqua piangevano tutti. Sì. Allora, ma possiamo anche decidere che questo è il turismo che vuole Lugano? Benissimo. Altra cosa, lei ha mai sentito un commerciante, un ristoratore, un albergatore dire che va tutto bene? A Como penso di sì. Devo dire, qui c'è una competizione, a parte il fatto che è bellissimo competere con Lugano, eccetera, però in questo caso io al mio avversario non posso che esprimere la totale solidarietà. Perché a lei va tutto bene. Ma lei pensi che l'anno scorso noi abbiamo avuto dal dopo Covid una crescita costante a doppia cifra. L'anno scorso venivo criticato perché c'era un po' meno gente nel centro storico nel periodo natalizio perché abbiamo fatto una scelta di più sobrietà. No, ad un certo punto la stampa inizia a attaccarmi, dico ma cavoli, a me sembra di vedere un sacco di gente comunque, arriviamo alla fine del periodo, solo nel periodo natalizio, registrato rispetto a un clamoroso 2022 più 17%. Quindi la verità è che poi bisogna calibrare anche la tipologia di istituzione turistica, in quale direzione andare, però le attività economiche molto spesso si lamentano a prescindere perché loro guardano, e qua esprimo tutta la mia solidarietà al collega, il cassetto del giorno, eccetera. A Como effettivamente devo dire, però non è solo un aspetto economico, Cioè, a me piace proprio l'idea di respirare un'aria internazionale. Dal sentire il dialetto ticinese, perché voi siete... Arrivano anche. Se già non avessimo i ticinesi saremmo in crisi. Perché devo dire, quando parcheggiano magari... Lì perché voglio diventare come lui e anche qua faccio i complimenti a lui. Lì ha ragione. Non parcheggi la maleducazione non ha frontiere. Perché lì la vostra battaglia è sui parcheggi dei ticinesi e degli italiani. La maleducazione non ha frontiere. In questo caso sono più svizzero dello svizzero più svizzero. Nel senso, da noi adesso non si fa più. C'è anche un'altra cosa, cioè l'offerta che ha Como non ce l'ha Lugano. Pensiamo alle catene alberghiere internazionali, eccetera. Lugano non le ha. Ma quindi anche posizionare Lugano su una mappa mondiale
di offerta turistica diventa più difficile perché non abbiamo le grandi catene internazionali. Però abbiamo tantissimi posti letti nell'area del Luganese, più del doppio di Como, prendendo la città e l'area, perché noi non abbiamo i dati di Lugano, ma voi avete dei dati. Sì, ci sarà il presidente, il direttore del... quindi questo, però abbiamo tantissimi letti, peccato che però il dato del tasso di occupazione lo dico sempre 40, anche 40. No, ma dipende anche che tipo di letti offriamo. Sì. Certo che mi è dispiaciuto vedere quell'albergo di Como in verità non rende giustizia, così criticato, perché... però se abbiamo anche degli imprenditori nell'albergheria che non fanno investimenti, che non curano, che non rinnovano, è chiaro che il turista non viene. Questo è un problema, l'accoglienza, la capacità di rinnovare, di essere moderni. Bisogna avere anche la capacità di investire e rinnovare. Chi l'ha fatto a Lugano ha dei tassi di occupazione interessanti. Chi non l'ha fatto, e dopo c'è sempre il discorso anche della continuità nell'azienda di famiglia, perché i nostri alberghi sono quasi tutti alberghi di famiglia. Quindi se ci sono i figli che non vanno più avanti, cosa si fa? Si vende, si fanno altre cose. Allora, quell'esempio dell'hotel, diciamo, è un esempio singolo, può essere una giornata anche andata storta, può essere la Camera, non stiamo qui a sindacare. A prescindere. A prescindere, perché poi si può sbagliare, sbagliamo tutti, sbagliamo noi per primi, quando Io facciamo, poi sono facciamo degli errori, quindi accettiamo tutto. Però è sintomatico di un fenomeno, no? E cioè l'impressione è che, visto che tanto i turisti arrivano, la qualità può essere anche lasciata cadere, perché tanto arrivano comunque, ci sono, e quindi questo è anche un effetto del questo potrebbe essere perché magari passa la qualità e si aumentano i prezzi. Potrebbe non essere un meccanismo di selezione, di conseguenza su questo le sue parole sono inconfutabili e non si può che concordare. Devo dire però che noto, ad esempio oggi stesso, parlando con alcuni imprenditori, in funzione di alcuni stabili che hanno catene americane che sono interessate alla trasformazione, cosa pensa l'amministrazione. Per me è quasi un impegno quotidiano ormai quello di trovare e di trovarmi pratiche urbanistiche in relazione al trasferimento di strutture in alberghiero. Questa cosa mi fa piacere per il semplice fatto che può dare una continuità. Poi a me, al sindaco attuale, quello futuro, quello di predisporre la città. Ad esempio, abbiamo 2 cantieri enormi, stiamo finendo le paratie proprio per fare quell'enorme passeggiata e poi effettivamente tutti in città mi hanno criticato perché ho detto no, non me ne frega niente, io voglio rifare anche i giardini. Ma c'è già l'altro cantiere aperto, non mi interessa, tra 2 anni sarà tutto finito, sarà tutto perfetto. Allora tanto comunque non è mai... I cittadini si lamentano sempre se fai i lavori, sembra che li vuoi fare in wifi, non so se anche in Svizzera è così. Anche te dicono se asfalti, stai asfaltando, hai bloccato la strada, fallo di giorno, fallo di notte, certo, fallo a mezzogiorno, fallo alle 2. Torniamo tra 2 anni a vedere come. Torniamo tra 2 anni a vedere il confronto. Sta andando bene. Sta andando bene. Allora, mi permetta di sentire un po' le reazioni da casa, anche perché poi vorrei, prima di farvi vedere la continuazione, anche affrontare il tema del lungolago, perché è un tema annoso per Lugano di sicuro. Per Como pure, 16 anni di lavori, voglio dire. Facciamo le dita. Piano. No, adesso è 2 anni che corrono. Allora, Eleonora, le prime reazioni? Sì, ma prima magari di passare alle reazioni da casa, c'è il nostro esperto Swayam Samra che ha una piccola annotazione sulla questione di Como, sui posti di lavoro che sono creati grazie al turismo. Esatto, l'osservazione che mi veniva da fare è che parlando di posti di lavoro nell'hospitality si parla di posti di lavoro non qualificati. Possono veramente compensare la perdita di operai specializzati, ad esempio nel settore tessile? L'osservazione mi verrebbe da fare. Su questo ha ragione, condivido. Di fatto però ci aiuta ad assorbire nelle parti di quella tipologia di lavoro che non necessitano delle qualifiche di alto livello, ci aiuta moltissimo a contrastare gli effetti magari dell'industria che spesso ha bisogno magari di operai semplici, e sappiamo bene la differenza tra un operaio semplice e un operaio qualificato, è la stessa differenza che ci può essere nella conduzione tra me e lei che è un esperto. Ecco, quindi massimo rispetto per i qualificati. Devo dire che anche lei è un esperto. No. Allora, io farei un gran casino se dovessi gestire questa roba. Eleonora, da casa? Oppure Prima prese di ancora che da posizioni, casa, perché abbiamo visto una degli presa hotel. di posizione della locanda del Bigat che ci ha scritto in merito al rapporto qualità-prezzo valutato elevato. Loro dicono di non poter competere con i prezzi italiani visto i costi di gestione e i costi delle materie prime che ci sono in Svizzera. Ci dicono inoltre che il ristorante utilizza dei prodotti stagionali locali, dando così supporto agli artigiani locali, e questo dà un costo superiore. Certo, questo è un aspetto importante. Poi una... Posso
Posso aggiungere altra cosa? Bigatti è un'impresa È sociale. un'impresa sociale. Certo, non è hai ragione. un'impresa a scopo di lucro. Il cliente però non lo sa. È un'impresa sociale che fa lavorare le persone. Il cliente che va però non lo sa. No, il cliente però va, voi avreste dovuto saperlo e quindi potevate confrontare due realtà simili. Certo. Sta di fatto che comunque appunto la spiegazione è stata data e i prezzi devono comunque essere concorrenziali. Certo che... Ma è una scelta andare. Io vado a pranzo o a cena in un'impresa sociale perché so che sto andando a fare del bene. Pur sapendo che pago di più rispetto a un altro Assolutamente vero, ripeto, il cliente non lo può sapere, però noi ci mettiamo nei panni del cliente, per quello che dopo uno valuta lì quello che trova. Bastava entrare sul sito internet. Ma noi lo sappiamo, ma ci mettiamo nei panni del cliente, quindi ci muoviamo un po' alla cieca, ma di qualche cliente non è che va... sì, comunque... il cliente va così, non è che sa che cosa c'è lì, però il cliente straniero, soprattutto il turista, dico, non il ticinese. Eleonora ancora? Adesso passiamo alle domande da casa e ci chiedono una domanda particolare. Se il sindaco Foletti e il sindaco Rapinese si mettessero nei panni di un turista, cosa non gli piacerebbe della loro città? Lo dico chiaramente, il traffico. Il traffico? Certo. Quel lungolago lì? Ma non solo il lungolago, cioè il problema di Lugano sul traffico è che siamo in fondo a una valle, in mezzo al lago, con due frontiere da una parte e dall'altra e 2 o 3 strade per arrivare a Lugano. In più con un'autostrada assolutamente congestionata, quando c'è un incidente in autostrada i nostri amici dell'Ustra fanno di tutto per buttare fuori le macchine dall'autostrada e farle transitare dalla città. Abbiamo lo stesso problema. Federale delle strade. Lo stesso problema con l'autostrada l'avete voi. Mi fa aumentare del 17% il traffico parassitario a Lugano l'autostrada. Che danneggia secondo lei il turismo? Che danneggia. Il lungolago non posso chiuderlo perché finché non avremo finito l'anello intorno alla stazione su via Marini non posso concentrare tutto il traffico perché è l'unica strada e quindi dobbiamo per forza conviverci e quando chiudiamo il lungolago perché facciamo le serate con il lungolago chiuso, se mi capita un incendio dell'autostrada mi si blocca tutto il sottocenere. Certo. Quindi il problema non lo risolvo né con una bacchetta magica né inventando chissà che cosa. È comunque un problema, effettivamente. È un problema, ci vorranno 10 anni. 10 anni, sì, finché sarà finito il cantiere della stazione con la nuova viabilità. E invece lei cosa? Io ci ho messo 16 anni per il loro 16. No, è stato un disastro, però devo dire che da quando ho preso in mano io la città stanno... Vabbè, comunque, io sono ossessionato dalla pulizia e vorrei anche polizia, nel senso, voglio una città ordinata. Ordinata in termini di controllo ed è per questo che io scherzo con i ticinesi perché è evidente che tra vicini ma non li di dà casa solo ai ticinesi no, ne diamo una valanga. Tant'è che siamo esplosi perché non sopporto il disordine e la maleducazione. Quindi il problema vostro dal punto di vista del turista quale sarebbe? Dal punto di vista del turista una cosa che stiamo facendo sono 27 milioni di euro che spenderemo. Sto cercando di creare 1000 posti auto in una zona leggermente periferica in maniera tale che mi alleggerisca il parcheggio del lavoratore che mi sta un po' fuori e posso dare una maggior rotazione al turista perché non sopporto che un turista debba girare così tanto in macchina, anche perché noi abbiamo 2 tipologie di turisti completamente diversi. Quello che mi arriva dal Canada e dagli Stati Uniti, che arriva con i taxi piuttosto che, oppure quello che spesso è anche svizzero, francese, tedesco, che torna dal sud Italia, passa da Milano, arriva da Como, dice oh, che bello, vado a farmi un giro e mi piacerebbe che potesse fare un mordi e fuggi con il suo veicolo, perché non posso pensare che lasci tutto il bagaglio magari di valore all'interno della macchina. Allora, c'è un problema dei prezzi, ma lo affrontiamo perché il tema dei prezzi è importante perché spinge eventualmente anche i turisti. La responsabilità è vostra come svizzeri, nel senso che avendo un reddito nettamente superiore, molti vengono a fare la spesa da noi, vengono a frequentare perché quindi è comunque colpa vostra. Allora, no, è colpa vostra che avete un euro troppo basso. L'euro è sceso ancora. È un tema enorme, ma infatti dovreste far scendere il franco, siete dei polli, perché poi la gente viene da noi perché costa meno. Se volete lo diciamo al Presidente della Banca Nazionale. È una questione monetaria, siete ossessionati dal franco forte, il prezzo che pagate è questo, che poi la gente viene di Italia. Non riusciamo a farlo scendere. È un vero problema. Allora, adesso andiamo a vedere perché davvero è un problema, lo andiamo a vedere nella seconda parte, quindi completiamo il nostro viaggio e il tema del prezzo evidentemente qui è abbastanza importante, ma vedrete che lascia delle sorprese e solleva diversi interrogativi. La seconda parte del servizio sempre con Eleonora Terzi, Fabio Pellegrinelli e Remi Storni. A prima vista, l'hotel Marcos di Como era andato di traverso ai nostri esperti. La notte avrà modificato il loro giudizio? Li ritroviamo a colazione.
È possibile avere l'elenco degli allergeni? Avete un elenco di questo tipo? No. Ma come no? È obbligatorio per legge. Una grave lacuna che si somma a un buffet mediocre. Malgrado i problemi, sul prezzo non fanno regali. 209 franchi per camera e colazione. E allora di regali non ne fa nemmeno l'esperta nel suo giudizio. Premetto pulizia, ok, gli diamo giudizio positivo generale. A parte il letto. E come dimenticarlo? Problema che Antonella pensava di risolvere chiedendo un cambio della biancheria. Il discorso è che nel momento in cui mi hanno fatto il cambio era forse peggio di quello che è stato il precedente. Il decoro generale dell'hotel lasciava molto a desiderare. Dalle piante finte, rovinate, a tutta una serie di aspetti che non possono esistere in un hotel a 3 stelle. A Como il troppo successo starà dando alla testa? A Lugano la giornata inizia decisamente meglio. Questa secondo me potrebbe anche essere stata preparata da loro. Molto buona. La colazione piace. E il resto? Allora, la sala è rimasta un po' ferma nel tempo. Arredo fermo nel tempo. E la notte invece? La stanza, vabbè, confortevole lo è stato. L'unica cosa è la temperatura della stanza un po' elevata. Motivo? Il condizionatore è rumoroso, ma aprendo la finestra è peggio. Il traffico si fa sentire. Malgrado qualche imperfezione, la camera 229 franchi e 50 ha più che soddisfatto i nostri esperti. Apprezzate la posizione della struttura e la cortesia del personale. La vittoria va senza discussione all'Hotel Walter Olac. Lugano passa in vantaggio. E a livello di popolarità, come prosegue il nostro sondaggio in giro per il mondo? Anche a Roma i turisti sognano il lago, ma quale? Lake Como? Lago di Como, è nel nord Italia, il posto più bello del mondo. Ci siamo stati una decina di anni fa, era molto bello. Como, molto bella, ci sono stata qualche anno fa. Como e poi ancora Como. Ma qualcuno conosce Lugano? Conosci Lugano? Lake of Lugano. E il lago di Como? Como è più famosa di Lugano. Lugano è meno popolare in Francia. Perché conosce il lago di Como? Per George Clooney. Ancora lui. È giunto il momento di cambiare punto di vista. Il Monte Bre sopra Lugano e Brunate sopra Como ci aspettano. Quanto costa il singolo? 6,60. 6 franchi e 30 per andata e ritorno. Mica male. La funicolare del Bre, invece, ci costa 18 franchi e 20 centesimi. Grazie allo sconto per i possessori della Ticino Card, che si riceve in omaggio se si pernotta in un hotel del cantone. Altrimenti la tariffa piena sarebbe 26 franchi. Ma torniamo a Como. La funicolare per Brunate sta per partire. La vettura mi sembra moderna, vista dall'esterno. La risalita a fila liscia. In pochi minuti siamo in vetta. Quindi da qui si scende verso il punto panoramico. Ah, è là. Un po' deteriorata la foto, peccato. La vista invece non ha difetti. A Brunate troviamo un vero e proprio paese con molte possibilità di passeggiate ed escursioni. Sfruttando i trekking o le passeggiate che puoi fare, puoi allungare anche la tua permanenza a Brunate e allo stesso tempo godendoti un po' di un'altra visuale sul lago di Como. Beh, tra i difetti, se vogliamo vederlo come un difetto, e probabilmente lo è il fatto che si congestioni molto facilmente. Ecco la situazione poco dopo. Il successo di Como ha un prezzo.
Decisamente meno affollata la risalita per il Brent. La vettura mi sembra pulita, ordinata, non è nuovissima, però mi sembra ben curata. E adesso partiamo. La vista c'è. Siamo arrivati in vetta, vediamo un po' cosa ci offre. Bar, bagni pubblici e soprattutto vista. Wow. E poi ancora un parco giochi e tante possibilità di passeggiate. Mi organizzo e vengo a fare delle escursioni, vengo a stare nella natura, insomma si apre tutta una prospettiva di visita che non avrei mai considerato passando a Lugano. Tutto positivo, c'è solo un piccolo neo. Salire qua con la funicolare non è costato pochissimo. Quindi per un turista potrebbe essere un deterrente a visitare la Svizzera. Potrebbe essere un deterrente. La sfida delle vette finisce pari e patta. Un punto a entrambe le mete turistiche, 4-3 per Lugano. Ma i prezzi sono davvero sempre più alti a Lugano? Lo scopriremo dopo pranzo. Questa volta in pieno centro. Piazza Riforma a Lugano e Piazza del Duomo a Como. Iniziamo dal ristorante Da Pietro a Como. Anche stavolta ordiniamo piatti simili nelle due città. E mettiamo alla prova flessibilità e reattività del personale. È un po' sgasato il vino. Mi potresti portare un bicchiere freddo? Grazie. Grazie mille. Va bene? Perfetto. Il personale non sbaglia un colpo, disponibile, cortese e competente. Piatto decisamente ricercato, accompagnato con menta e mango. Il tonno è molto buono, molto delicato. Ma la porzione non è abbondante. Gran finale con tiramisù, caffè e pasticcini offerti. Una coccola in più in un pranzo senza sbavature. In media abbiamo speso 38 franchi a persona. Beh, non economico sicuramente, però vista la qualità, visto la location, molto ben bilanciato. Passiamo a Lugano, ristorante Olimpia. Ordiniamo piatti simili, tartare di tonno e Caesar salad. E anche qui test sulle bollicine. Grazie. Il cameriere è intervenuto immediatamente, ha cambiato il bicchiere, scusandosi anche della cosa. Bene la reazione, bene i piatti principali e siamo già al dessert. Allora, un po' liquoroso, potrebbe essere più cremoso, ma è buono, in generale è buono. E il rapporto qualità-prezzo? 115 franchi, 38 franchi a testa. Un po' alto rispetto al servizio avuto e rispetto al fatto di trovarsi gli uccellini che volano all'interno dell'area oppure di sentire il rumore delle macchine. Giustificabile per quelle piccole attenzioni avute da parte del cameriere. Intanto è giunta l'ora di assegnare il punto alla ristorazione. A vincere è Como. Nel complesso i ristoranti italiani si impongono sui dettagli, piccole attenzioni, raffinatezze nella preparazione dei piatti o nel servizio. E un rapporto qualità-prezzo migliore. E così siamo in perfetta parità. 4-4. A livello di popolarità internazionale, invece, non c'è stata partita tra le due città. La maggior parte dei turisti stranieri che visitano la provincia di Como e il Canton Ticino provengono dalla Germania. Insomma, almeno a Berlino, anche Lugano dovrebbe godere di una certa popolarità. Lugano l'ho già sentita, ma non so altro. A Como non sono mai andata. A Lugano sì, tanti anni fa. Lugano la conosco, ma non sono mai stato. A Lugano siamo stati in vacanze, belle, piacevole, ma è cara. Una bella sfida quella dei prezzi. A proposito, facciamo i conti. I 2 giorni a Lugano ci sono costati in media a testa 390 franchi. Il 20% in più di Como, dove abbiamo speso 327 franchi. Certo, se l'euro non fosse ai minimi storici col franco, la differenza si assottiglierebbe parecchio.
Ma niente scuse. Como si aggiudica il punto decisivo, quello del borsellino, e vince per 5-4. Ma se attrazioni, offerta, accoglienza e persino prezzi sono quasi simili, Como fa la differenza grazie alla sua capacità di promuoversi e farsi conoscere? Ebbene, avete visto, alla fine l'ha spuntata Como, ma veramente di misura. Sono due città molto simili che hanno un'offerta molto buona, delle situazioni migliori in una, a volte migliori nell'altra. Il prezzo ha avuto un ruolo, però va detto che va ridimensionata la questione del prezzo, perché la differenza è di 60 franchi, vuol dire 30 franchi al giorno, che non è moltissimo e solleva parecchie domande. Ma io la prima domanda che vorrei fare a tutte e due è se condividete il risultato. Se non siete d'accordo, abbiamo qui gli esperti. Ma non essendo un esperto, mi fido degli esperti. Si fida, quindi si è va ritrovato un po' certo. nei pregi, difetti. Per le scelte che hanno fatto, mi sembra la valutazione oggettiva. Oggettiva. Allora, dal punto di vista, non contesto gli esperti, sicuramente c'è un vantaggio, ma non per campanilismo della città. Ci sono alcuni aspetti che secondo me Como non si riescono a percepire se non visitandola. Quello che è ad esempio il nostro lungolago con la passeggiata Gelpi che va a Villa Olmo, con tutto il neoclassico, col razionalismo romano-romanico, ha proprio delle testimonianze, le sue eccellenze in prossimità del lago, che vengono godute e da chi la imbarca. L'anno scorso abbiamo fatto 5,5 milioni di persone sui nostri battellini e barche che partono e vanno su. Quindi, al di là del punteggio, e poi però chiederlo a me, che venivo a Lugano e portavo la mia bambina a Lugano e mi piace un sacco Lugano, è inclemente, nel senso sono tra due fuochi. Capisco che ci sono alcune differenze, al di là poi del singolo ristoratore, e ci sono, per l'amor del cielo. Tra l'altro. Secondo me lei ha centrato prima. Noi siamo in una fase di booming. Quindi magari probabilmente c'è qualcuno che non ha ancora capito che se non garantisce quella qualità i media piuttosto che internet ti possono spazzare via. Gli stessi turisti attraverso internet, perché esatto. Adesso con tutto il bene che uno può volere a Como, non è Venezia, non è Roma, non è Firenze. Ecco, su questo tema sicuramente, però devo dirle si rispetta il turista. Sì, devo dirle però che a volte mi capita anche a Venezia, Firenze, eccetera, e mi è capitato anche in località in giro per il mondo. Quindi, al di là del temo che quello che succederà a Como nel futuro sarà ancora più seduttivo, per il semplice fatto che, essendoci anche degli investimenti, ad esempio noi solo sui musei abbiamo messo 20 milioni, che per noi sono una bella cifra, non abbiamo la fiscalità diretta come fai tu, che hai la gestione completa. Per me 20 milioni non devo giocare. Di andare a cercarli a qualche parte. Ecco, ma questo è interessante, perché qui è la possibilità di stimolare il turismo. Qualcuno diceva fare delle passerelle sul lago come Cristo sul lago di Iseo, iniziative che spingano al turismo, perché quello vi si rimprovera un po' di essere passivi. Ma scusi un attimo. No, ma non lo dico io, non si legge, insomma. Con Alessandro Rapinese ci siamo già confrontati, abbiamo delle situazioni istituzionali completamente differenti. Certo, però ognuno si muove con i suoi però strumenti. Io non posso fare una piattaforma per mettere i piedi nel lago, come abbiamo fatto durante il Covid, perché si voleva dare più spazio, perché poi mi arriva accanto e dice è a 95 metri da un imbarcadero dove si ferma una volta al giorno il battello, però se adesso e quindi devi sei un toglierla di Lugano svizzero, ti lamenti la burocrazia, io mi alzo e me ne vado, perché da me è una roba. Mi lamento sto scherzando, anche di alcune leggi che non ci permettono. Grazie a Dio anche voi la famosa croisette, l'idea di ma pensate soltanto lei prima parlava di Cristo, si ricorda che c'era la proposta di fare la passeggiata sul lago Maggiore, impossibile. Certo. Ma io ho fatto un esempio per dire stimoli al turismo, non so, iniziative che favoriscano già le aperture domenicali, sarebbe male perché aprono io pochissimi. Credo che dobbiamo anche farci una domanda fondamentale. Quanto vogliamo che sia importante il turismo per Lugano? Glielo chiedo, si risponda? È interessante. Secondo me oggi abbiamo un turismo che fa vivere un settore che è importante, che può essere incrementato, ma io non credo che si possa andare a incrementarlo più di un 10-15% rispetto a oggi, per non rompere un equilibrio che c'è tra chi lavora a Lugano, chi vive a Lugano e chi viene a visitare Lugano.
Cioè, abbiamo visto tutti quest'estate cosa sono stati i problemi dell'overtourism. Abbiamo visto in Italia adesso stanno allargando la tassa di turistica a tutti i comuni, non soltanto al capoluogo di provincia. Abbiamo visto cosa succede in Grecia, dove hanno messo le super tasse per evitare che i turisti arrivino sulle isole. Abbiamo visto cosa è successo alle Baleari, per non parlare delle grandi città. Quindi diciamo è un po' una scelta, una scelta di sostenibilità nei confronti anche di chi vive a Lugano e di chi lavora a Lugano. Dopo però appunto le conseguenze sono un po' le lamentele continue di tutti i settori che fanno capo al turismo. Bisogna trovare, nessuno dice che deve diventare Como, perché forse è estremo e non abbiamo la capacità. Abbiamo un buon equilibrio. Tra l'altro ci sono anche oggi dei progetti per investire in alberghi e nel turismo, perché probabilmente un po' anche sulla scia di Como, che ci sta dando una mano, perché il fatto che Como è conosciuta fa conoscere anche Lugano. No? Vediamo se si può arrivare a una collaborazione. La creiamo qua. Complementarietà. La collaborazione Como-Lugano. La collaborazione è totale, nel senso ci mancherebbe. Mi permette che ne discutiamo alla fine di questo, perché facciamo la chiusa su questo, perché c'è un altro ospite che sta... Gli ho detto che non saprei dirigere io. No, sta dirigere sta dirigere un comune, per cui è importante come Como. C'è comunque un altro ospite che vorrei fare entrare subito, perché è proprio il direttore dell'ente turistico di Lugano, Massimo Boni. Buonasera. Salve. Buonasera. Salve, prego, si accomodi. Allora, ha sentito la discussione, ma lei da direttore dell'ente turistico è soddisfatto della stagione di quest'anno, con numeri in negativo? C'è un margine di miglioramento, nel senso che... Diplomatico. Molto diplomatico. C'è un margine di miglioramento, ho sentito parlare del 20%, che è sicuramente un buon risultato che potremmo ottenere. Diciamo che l'inizio della stagione, la primavera e l'estate, la meteo non ci ha favorito, siamo troppo meteo dipendenti. Però anche Como, no? Certo. Anche loro, non è che la meteo è diversa. Sì, no. Sono meno meteo dipendenti. Meno di noi, certo, meno di noi, dice lei. Hanno lavorato in mercati internazionali ecco. che non sono così dipendenti dalle cattive condizioni meteorologiche. E allora qui è la domanda chiave. La domanda chiave perché certo. Noi non lavoriamo, oppure non lavoriamo sui mercati internazionali? Loro hanno gli americani che a noi ci saltano a pie pari e vanno a Lucerna. Ecco, perché non riusciamo a portare qui? Non vogliamo, è la politica che non vuole, è l'ente turistico che non vuole fare la promozione. No, diciamo che noi abbiamo concentrato i nostri sforzi negli ultimi 2 anni, diciamo prevalentemente sul mercato svizzero, però neanche totalmente, un 50%. Dopodiché, cioè, i nostri investimenti vertono sull'analisi dei nostri mercati, per cui se un 50% investiamo per il mercato svizzero, rimane diciamo un 20-30% che investiamo sul mercato italiano e sul mercato tedesco, perché i numeri ci fanno capire che andiamo nella direzione giusta, e poi c'è un restante 50-30, un restante 20% nei mercati internazionali. Il primo mercato internazionale più importante per noi sono gli Stati Uniti. Però... che ha un margine di miglioramento di, come ho sentito prima detto il nostro sindaco, di un 20% totale il turismo. Attenzione, perché io sono il direttore di tutta la regione, non solo della città di Lugano, per cui noi dobbiamo tenere conto, ho sentito prima parlare di sostenibilità, i segmenti che spingono la città, ma anche gli assi strategici che hanno una particolare attenzione su tutta la regione. Allora, c'era il tema del prezzo, poi voglio sentire un po' le reazioni da casa. Allora, abbiamo visto che alla fine non è una così grandissima differenza, che fa dire 2 cose. Uno, che forse dobbiamo smetterla di lamentarci, non dico lei in generale, del fatto che siamo troppo cari e che quindi questo è il motivo per cui il turismo fa fatica, perché oltretutto l'abbiamo fatto questo test con un cambio a 0,95, adesso è sceso ancora tra l'altro, ma normalmente anche forse 1,10, 1,5, 1,10 saremmo pari, più o meno. Quindi questo ci fa pensare che forse non è lì il punto nodale, è nel modo in cui ci proponiamoci, anche se la qualità dei servizi è migliorata. No, certo, però devo dire, abbiamo visto prima il 50% di turisti dalla Svizzera, ma il turista svizzero-tedesco che viene in Ticino spende meno che stare a casa. No? Quindi siamo cari, ma rispetto a chi? Quindi è giusta la politica che fa Lugano Region di andare a promuoversi sui mercati dove hanno una capacità di spesa
che gli permette di venire a Lugano senza dire oddio com'è caro, no? Perché alla fine il problema del cambio, eccetera, è quello. Per quello che stiamo andando anche molto bene, ad esempio, con il turismo congressuale. Adesso, per fortuna la galleria di base del Gottardo è stata riaperta inizio settembre e abbiamo visto già in questi primi giorni gli effetti positivi. Stiamo ospitando anche fuori stagione tante convention, tanti congressi. Adesso c'è un congresso di medicina generale a Lugano, perché per gli svizzeri tedeschi venire a Lugano costa meno che andare a fare una convention a Zurigo piuttosto che a Ginevra piuttosto che a Berna. Questo è vero, sulle convention è così, è vero. Sul fatto invece del turismo, diciamo, del weekend oppure della settimana, evidentemente lo svizzero tedesco può cancellare perché decide da un giorno all'altro, mentre l'americano o l'asiatico che viaggia e che va a Lucerna, se ci riusciamo a entrare in quei percorsi viene, perché da Como a Lugano... Dal punto di vista pratico però un'esperienza turistica non è benzina che dove la compro uguale. Quindi secondo me la componente di prezzo, mentre se faccio il pieno alla macchina, dove mi costa meno la faccio perché presumo sia uguale, è anche un po' l'esperienza che hai, la sensazione che hai e quanto ti emoziona. Ecco, se io devo dire una cosa, premesso che maledetti svizzeri io vi invidio perché siete più organizzati, più bravi e infatti siete un modello e vado con il mio dox rosso crociato in consiglio comunale per dire dagli svizzeri abbiamo solo da imparare. Se devo essere onesto, mentre questo vincete a mani basse, secondo me l'esperienza a Como è molto più, se posso, romantica. Ha proprio un insieme di... E quando vedo il mio lungolago, voi non l'avete detto perché siete dei gentleman e viva la televisione svizzera perché siete veramente educati e gentili, ma quando io vedo anche i parapetti di cantiere che sono rotti, io mi sono arrabbiato come una bestia in settimana, li abbiamo riordinati tutti, li rifaremo, è un qualche cosa che dobbiamo imparare nel gestire meglio. Però nel suo insieme, secondo me, l'esperienza è molto più coinvolgente, legata anche al singolo territorio. Poi però quando parlo con questo signore e vedo come gestite le aree verdi, le esperienze sportive nel territorio adiacente, eccetera, eccetera, dico, qui vincete facile e noi siamo in ritardo invece di qualche anno e arriveremo tardi perché a Brunate è bellissima l'esperienza con la funicolare, a piedi abbiamo un camminamento che è completamente da rifare. E ci vorrà qualche milione. Senta, il tema del prezzo è interessante perché se da una parte dimostra che in fondo la differenza non è così tanta, quindi non è forse il prezzo che fa da discrimine tra venire a Lugano o Como. Senta, quando lei va a vedere un concerto... No, certo, però Como in realtà quel prezzo lì fa capire che Como è una città molto cara. In assoluto, nell'ambito dell'offerta sì, è cara, ed è l'effetto dell'overtourism, è l'effetto sta crescendo. Beh, Como non è mai stata economica in sé, nel senso, però adesso è nelle prime 10 d'Italia, non ho posto. Io penso che sia anche tra le più belle in assoluto, nel senso come possibilità. Ogni tanto mi impressiono io stesso, ci sono nato, ma la verità è che noi comaschi non abbiamo mai pensato al fatto che potesse diventare una meta così ambita. Assolutamente. Mentre ad esempio vedevamo i nostri amici che vivevano, che ne so, a Bellagio, Varenna, eccetera, che avevano le case che affittavano ai turisti. Per noi non era neanche pensabile, eravamo connessi a un'azienda che va ancora bene, ma non benissimo come un tempo, come quella del Serico. Il problema è che adesso è proprio cresciuto e ci siamo resi conto. E ne parlavo oggi con un imprenditore del settore che mentre un tempo l'esperienza vacanza era sul Lake Como, nel senso l'aglio, karate, eccetera, si sta spostando verso la città e quindi vabbè. Voi avete anche creato il brand Lake Como che sì, ha un forte nel senso richiamo, che, no? Ma guardi, ecco, però non si creano certe cose. No, certo, però, nel senso, non è che non lo fai a tavolino. Non lo dico per dare colpa al mio nasce anche per una serie di circostanze probabilmente, sì, ma che sono di partite politiche nel passato, con un turismo di centinaia di anni fa, dove le prime famiglie inglesi arrivavano e sceglievano questo lago, insomma. Però torno a dire che tutto questo è bello, ma dall'altra le accuse di svendere il territorio, di distruggerlo, di non rispettarlo. Non abbiamo edificato di più. Io le posso dire il mio. Per esempio, per quanto mi riguarda sono un integralista. A Como non se ne scappa la gente dal centro. Lei abita in centro. Io abito in centro e le piace, ma lei ha già detto, a lei piace sentir parlare la gente. Io vado a dormire la sera con le finestre ho una casa in montagna. Quando vado in montagna io faccio fatica ad addormentarmi, nel senso, perché se non sento la gente sotto che si diverte. Devo dire che è un promoter straordinario. No, ma davvero, ma perché sennò veramente mi sento solo, mi addormento, c'è un po' di casino in strada, va bene. Però le critiche ci sono. Sì, tante, e capisco chi critica.
Però, insomma, non è che puoi avere una città allegra e poi allo stesso tempo non avere nessun maleficio da questo benessere, perché sennò è la vecchia storia che vuoi avere tutto e poi alla fine non è niente. Okay. È un prezzo da pagare, non campiamo di solo turismo, nel senso che abbiamo una serie di professionalità, eccetera. Volete crescere ancora? È inevitabile, è ineluttabile, nel senso che in termini qualitativi ormai la spirale, io parlo per me, cioè per me è impensabile, tant'è che ho sottoposto la mia città a un ritmo forzato di interventi nei parchi, sulla camminata, lo faremo adesso tutto il parte di Viale Geno dove siete stati, dove c'era ad esempio quell'hotel lì, che ne parleremo, rifaremo, non in questa trasmissione, ne parleremo, ma in termini qualitativi rifaremo tutta la passeggiata. Io mi sto svenando per far sì che possa essere di una qualità svizzera anche il resto, non solo l'esperienza romantica. Questo, devo dire che a quei prezzi lì oramai qui dei problemi così grandi sugli hotel non li troviamo quasi più. Nei 3 stelle, 4 stelle, a quel prezzo diciamo che la qualità è veramente è cresciuta, è migliorata. Non dico anche grazie a Patti Chiari che fai te, no, però devo dire che è migliorata. Ma probabilmente è migliorata perché il cliente è più esigente, ha più confronti, può informarsi sui social, eccetera. Esatto, anche perché è più internazionale il cliente, di conseguenza è più esigente. Allora, permettetemi di sentire ancora un attimo Eleonora e poi anche, io tra l'altro vorrei ricordare che il lavoro che è stato fatto dagli esperti è riassunto qui, non è niente di soggettivo, sono una ventina di pagine di analisi, di studio, di ricerca, niente di soggettivo, giusto? Chiedo all'esperta appunto della TUV, signora, non è una vostra soggettività l'esito del test? No, chiaramente no, dietro c'è tutto un lavoro di preparazione, intanto chiaramente come avete visto abbiamo cercato le strutture simili sia su Como che su Lugano proprio per riuscire a dare poi un dato oggettivo. Ci siamo basati chiaramente su quelle che sono le tecniche di auditing, come le chiamiamo, e quindi chiaramente dietro abbiamo dato dei giudizi non soggettivi ma numerici, quindi di valore basato su una scala di valori numerici, dove per noi adesso voi ci avete visti passeggiare, ci avete visti pranzare, ci avete visti, no? Voglio fare anche vuole fare quel lavoro, il sindaco vuole fare quel lavoro, in realtà ma è proprio l'esperienza romantica, giustamente, va vissuta fino in fondo. Il cappello non è romantico, però questa cosa. Quindi la valutazione che è stata fatta è andata ben oltre l'aspetto è buono, è bello, no? Quindi da un punto di vista della valutazione chiaramente dietro c'è tutto un lavoro che voi non avete visto. Ma è che qui è riassunto qui, semmai poi lo potremo anche dare ai 2 sindaci se siete curiosi di vedere via anche Patti Chiari, me la vorrei portare in Italia. Potreste anche pubblicarlo. Allora Eleonora, poi vediamo l'ultimo filmato per concludere. Sì. Da casa, prima prese di posizione perché c'è scritto la funicolare Cassarate Montepre, specificando che la funicolare è composta da 2 sezioni e questo implica costi doppi a livelli di manutenzione e di gestione, il che spiega anche il costo della risalita. Per quanto riguarda invece la funicolare di Brunate, ci scrivono che è in programma la sostituzione degli impianti di biglietteria per rendere più scorrevole il flusso di passeggeri. In più, faremo anche altri interventi. C'è ancora una battuta magari oppure vediamo l'ultimo filmato? Possiamo andare all'ultimo filmato? Mandiamo l'ultimo filmato allora. Io volevo fare una battuta sul prezzo. Sul prezzo? Perché noi a Lugano abbiamo un sistema che funziona anche con le funicolari, che è quello del cashback con l'applicazione MyLuga, che è aperta anche ai turisti e che quindi stiamo cercando di promuovere. Avete fatto Luga Point, il coin luganese. Quello che non vi piacciono? Quello che non non è vero, a noi non è che non piace. Stiamo facendo la promozione e questo permette poi di avere degli sconti in 400 punti, no? Anche ai turisti che utilizzano questo. Coglie ogni occasione per pubblicizzarli sti Luga Point. Visto che è una delle poche cose che abbiamo rispetto a tutti gli altri a Lugano, perché siamo gli unici in Svizzera ad averlo, si poteva anche dire che anche a vantaggio dei turisti. Allora, vi facciamo vedere, non c'è un weekend sul lago a Como, a Lugano, senza un giro in battello, e allora noi non potevamo non farlo questa volta con 2 turiste un po' speciali. State a guardare, poi concludiamo dopo questo filmato. C'è tantissima gente, non ce la faremo. Ah no, ma continua ancora. Questa è la fila per i biglietti, ci vorranno 2 ore. In un soggiorno a Lugano o a Como non può mancare la gita in battello.
La classica escursione in famiglia. È un sabato di giugno. Eleonora e le sue figlie si preparano a navigare verso Bellagio. 2 le opzioni. Con l'aliscafo il viaggio dura 1 ora, con il battello 2 ore e 15. Ma il biglietto dell'aliscafo si può acquistare solo a questo sportello, solo il giorno del viaggio. Più facile a dirsi che a farsi. Siamo in coda da mezz'ora e alle bambine è già passato l'entusiasmo. Aspetta. Dalle ore 12:15 e 13:30 per Bellagio Menaggio Arena sono completi. Noi abbiamo fatto 45 minuti di colonna per nulla. Non resta che ripiegare sul battello da 2 ore e 15. E a Lugano? Ci abbiamo messo poco e per una volta non c'era fila. Insomma, la presenza di pochi turisti ha i suoi vantaggi. 3 biglietti, un adulto e 2 bambini. Ho speso 53,80. Il viaggio durerà 50 minuti. Circa £1 a minuto. Decisamente un bel costo. Sul lago di Como spendiamo 24 franchi e 70 centesimi per 2 ore e 15 di navigazione. Il collegamento rapido ci sarebbe costato 37,20 centesimi. I motori si accendono e torna il sorriso. Stiamo per partire a turbo, perfetto. attenzione, tenetevi. Sono contenta di fare questo giro in barca. E subito parte la caccia alla villa più famosa, Villa Cluny, cos'altro? Non è quella? Quale? Ma è proprio sul lago o un po' più in su? Dovrebbe essere proprio sul lago. Avvistata! Primo obiettivo della giornata raggiunto. No, il primo obiettivo era salire sul battello. Oltre agli occhi è il momento di riempire anche la pancia. Ordiniamo 2 pizze e 3 bibite. Ma a guardarla sembrava peggio. Non è la pizza migliore che ho mai mangiato? Il prezzo? 30 franchi e 40 centesimi. Anche sul Ceresio è ora di pranzo. Un trancio di pizza, una focaccia e 3 bibite ci costano 26 franchi e 50. Dura? Durissima. Dura ma promossa. Dopo 2 ore e un quarto siamo arrivati puntuali a Bellagio. Non siamo gli unici. Vicoli, negozi caratteristici, ristoranti. È comprensibile che attiri così tanta gente. Ma c'è anche il rovescio della medaglia. Abbiamo deciso di non fermarci, c'è troppa gente, non riusciremo a visitarla come meriterebbe. Sul lago di Lugano intanto piovono soddisfazioni. Sbarcate a Morcote, l'impatto è positivo. Postazioni foto, portici, vicoli, ristoranti, tranquillità. Ma anche un grosso difetto agli occhi delle nostre mini turiste. Secondo me non dovevano passare di quelle macchine, o forse solo per quelli che abitano qua. Un'uscita in famiglia non è completa senza una sosta in... Gelateria. A Como spendiamo 5 franchi e 70 per 2 coni. E a Morcote? Per 2 gelati ho speso 9 franchi, 4,50 l'uno. Complessivamente la gita a Bellagio ci è costata 60 franchi e 80 centesimi. Quella di Morcote 89,30. Sul prezzo vince l'Italia. E per le nostre turiste in erba? Ebbene, avete visto, anche i piccoli turisti hanno i loro gusti e le loro preferenze e non è campanilismo, ve lo garantisco. Allora, le 2 facce del turismo, se manca è un problema, se è troppo è un problema. Qui
è overtourism però. Sì? Cioè, qui siamo in una Lì situazione, sì. lei dice che volete ancora incrementarlo, ma dove volete arrivare? Cioè, la politica può bloccare certi fenomeni, non è che deve subirli. No, certo. Perché qui è fuori controllo. Per esempio, stiamo lavorando con navigazione per quanto riguarda il booking online il problema è che c'è solo una quota non può essere riservata e poi si creano queste code perché devono avere tutto ciò che può essere prenotato online viene spazzato via. Deve essere riservata per legge una quota nell'acquisto dello sportello e poi succede quello che è successo purtroppo alla vostra collaboratrice. Io devo dire, il meglio sta nel mezzo, no? Dicevano una volta i latini. In questo caso è una passione del sindaco di Como, di conseguenza è chiaro che io adesso faccio così il bullo perché non mi vedono a Como in diretta, nel senso che avete bloccato. Ma guarda che qualcuno lo sta guardando streaming online. Lo so che lo stavano guardando, eccetera. Però a me piace tantissimo avere la città invasa da gente. Ho capito, ma mi devo attrezzare c'è opposizione, come? No? C'è opposizione. Certamente, ma anche il vescovo, anche il cardinale ha fatto un discorso parlando di overtourism, eccetera, eccetera. Però devo dire che in assoluto ci sono delle prese di posizione. Io vedo opportunità di lavoro, opportunità di svizzerarmi, cioè di aumentare la qualità della mia organizzazione e secondo me da questa trasmissione esce un ottimo mix. Secondo me oggettivamente la nostra esperienza è più romantica, ma se fossimo più svizzeri la sapremmo gestire meglio. E devo dire che con il suo sindaco di Lugano la progettualità, e ne abbiamo già iniziato a discutere in relazione ad esempio alla suddivisione, alla condivisione di momenti culturali tra le nostre città, noi stiamo investendo 20 milioni nei musei ma saremo pronti tra 5-6 anni. Voi siete già pronti? Per esempio su questo potremmo lavorare insieme. Ma ci mandate un po' di turisti? Lei tenga presente che nel 2027 noi abbiamo organizzato le Olimpiadi Master. Dovremo mandare turisti ovunque perché nella nostra pianificazione i tour operator già sanno che non avranno un posto letto. Beh, qui posti letto ce ne sono tanti perché nella Luganese sono quasi 5.800 occupati al meno del 50%. No, più del 50%. Più del 50%. Loro hanno il 76% a Como. Hai superato Venezia e Roma e tutti. Superato Venezia e Roma. Quindi però i posti ci sono. Cosa vogliamo fare nei prossimi anni? Lugano Region dal 2025 investirà il 60% del proprio budget nei mercati esteri, quindi questo è farà un cambio, diciamo, riassestiamo. Un riassestamento prima era 60-40, adesso si capovolge la situazione. E questo per cercare di far salire un po'. Questo per compensare la perdita dei turisti svizzeri. Sì, noi abbiamo capitalizzato negli ultimi 2 anni nel periodo pandemico dei turisti svizzeri tedeschi che nel lockdown venivano in Ticino perché era il posto più mediterraneo e più vicino per loro, e adesso ovviamente questo mercato sta calando e quindi dobbiamo compensare la perdita degli svizzeri andando nei mercati internazionali, nello specifico Germania, Stati Uniti, alcuni paesi del Golfo e anche il Brasile. Ok, allora signor Sindaco, obiettivo abbiamo sentito, vogliamo migliorare di quanto seguendo questa strada? Adesso io credo che volete oggi, farlo, non subite questa situazione comunque un buon passivamente. equilibrio, come ho detto prima, tra residenti, tra attività economiche e il turismo. E come ho detto prima, secondo me si può incrementare di un 10-15% senza rompere questo equilibrio. No? Dobbiamo evitare che si crei una frattura tra chi vive e lavora in città e i visitatori che vengono in città, perché questo sarebbe assolutamente deleterio. Allora, Eleonora, in conclusione, da casa, reazioni? Beh, da casa discutono se sia meglio Como o Lugano, chi dice preferisco Lugano perché è più curata, chi dice preferisco Como perché è più viva, io invece a Como mangio meglio, però a Lugano più attività, a Lugano c'è più natura, quindi diciamo la discussione sui nostri social è aperta. Penso che possano essere 2 destinazioni complementari, cioè se nel 27 fate il master delle Olimpiadi, allora qui apriamo le porte. Noi quando abbiamo, non so, i grossi medici riempiamo gli alberghi. Se guardiamo il mondo, Como è un puntino a ridosso delle Alpi, Lugano è un altro puntino. Una buona collaborazione, secondo me siamo tutti contenti. Assolutamente. Beh, firmate qui il contratto allora. Sì, però poi attenzione che io sono uno molto attento ai contratti, vedo di fregarlo un po', allora, gli svizzeri sono più bravi. In conclusione davvero un'ultima battuta. Un'ultima battuta è Sandro che ci dice, magari a Lugano manca un Brad Pitt che venga a vivere sulle rive del Ceresio. Però Clooney è venuta a Como perché Como era bella. Ma anche Lugano. Ma noi rispettiamo la privacy. Noi abbiamo Mina.
Noi abbiamo un sacco di gente che vive a Lugano, ma non facciamo pubblicità con le persone che vivono a Lugano perché rispettiamo la loro privacy. Ma però è vero che Clooney se la fa da solo, forse la pubblicità, perché lo vuole fare. Va bene, ok, davvero io vi ringrazio tantissimo per aver partecipato. Abbiamo cercato un po' di capire in fondo in questo modo anche che tipo di territorio vogliamo, che tipo di cittadini siamo. Abbiamo visto i pro e i contro, quindi è un'occasione per crescere, per migliorare da entrambe le parti, e vedremo cosa succederà nei prossimi anni. Allora noi chiudiamo davvero qui, noi ci vediamo venerdì prossimo. Venerdì prossimo probabilmente sarà il giorno che seguirà l'annuncio della stangata per l'aumento dei premi di cassa malati. Allora noi siamo andati a realizzare un'inchiesta nella Svizzera italiana per vedere un po' i dati dei trattamenti medici inutili. Abbiamo trovato casi, per la prima volta riusciamo a darvi anche un dato che non è quello dei costi, ma proprio dei casi, e riguarda la Svizzera italiana. Quindi un'inchiesta veramente interessante e arricchente alla luce dei risultati che arriveranno proprio giovedì. Chiudiamo qui, vi ricordo subito dopo la sigla, 25esima ora, viaggio notturno nelle città della Svizzera, e questa sera il viaggio si ferma a Chiasso, proprio a metà strada tra Como e Lugano. Chiasso di notte. State a guardare, ci vediamo venerdì prossimo, arrivederci a tutti, grazie.